Amici di Wisport, ben trovati con la sesta giornata nel campionato di eccellenza siciliana. Si gioca al centro sportivo universitario di Palermo. La sfida tra Cus Palermo e Canicattì, padroni di casa reduci dalla sconfitta per 3-1 contro la Don Carlo Misilmeri, è stata sconfitta la prima in campionato per la formazione ospite 1-0 contro il Castellammare. Vediamo le scelte delle due compagini partendo dalla squadra di Giancarlo Ferrara con Mortillaro, Coglitore, Marciante, D'Amore, Salamone, Russo, Compagno, Pensabene, Bonanno, Nuccio e Spadaro. Risponde il Canicattì di Mister Bonfatto con Guddo in porta, questa la novità. In difesa Di Mercurio, Pettinato, Raimondi e Tedesco. In mediana Morana, Prividera e Garufo. In avanti Raci, Gueye e Iezzi. Fischia il signor Comito di Messina, assistenti Catanese, anch'esso della sezione Peloridana, e Torre di Barcellona Pozzo di Gotto. Parte subito bene il Canicattì, cross dalla sinistra di Gueye, colpo di testa di Benny Raci, clamorosa traversa, e sono passati appena 10 minuti di gioco. I biancorossi cercano subito di rendersi pericolosi e colgono il legno al 28esimo. La risposta da parte del Cus Palermo, calcio d'angolo, Compagno più in alto di tutti, leggermente alta sopra la traversa la sua torsione. Dal rinvio invece il portiere trova direttamente Gueye, deve rallentare il numero 9 di Mister Bonfatto. C'è lo scarico per i Raci effettuato con i tempi giusti, non però per l'ex Dattilo che si lamenta per il passaggio del Compagno. Qui Raci invece conquista il pallone, entra in area, viene atterrato così da Salamone. Calcio di rigore per il Canicattì quando siamo al 34esimo. Benny Raci sul punto di battuta, Mortillaro para, poi ancora Raci, Mortillaro lo stende, secondo calcio di rigore nel giro di pochi secondi per il Canicattì e ammonizione per l'estremo difensore del Cus Palermo, che però si esalta ancora. Raci, ancora Mortillaro. Incredibile quello che succede al centro sportivo universitario di Palermo. Due rigori consecutivi conquistati dal Canicattì, due errori di Raci, due parate di Mortillaro. Termina così il primo tempo, reti bianche ma non poche emozioni tra Cus Palermo e Canicattì. Partiamo col film della ripresa. Al 52esimo Garufo scucchiaia dentro per i Raci sul filo del fuorigioco, trova però l'esterno della rete. Al 56esimo attacca la formazione di Mister Bonfatto alla sinistra, Iezzi mette dentro, Gueye anticipa tutti e 0-1 Canicattì. Si sblocca il risultato al centro sportivo universitario di Palermo con la firma del numero 9 biancorosso. Al 58esimo la risposta del Cus Palermo è tutta in questo tiro dalla distanza, conclusione da circa 28 metri, pallone facile tra le braccia di Guddo. 66esimo Tedesco apre alla conclusione di Raci, pallone sull'esterno della rete. Minuto 68 Di Mercurio ringhia sull'avversario, recupera il pallone, lo allarga a destra dove c'è Raci defilato, mette all'indietro ancora Gueye. 0-2 Canicattì, doppietta di Gueye, grande protagonista di questo match. Balletto annesso con Prividera per festeggiare. Cambia allora per Mister Bonfatto, escono Morana e Iezzi dentro Biondo e Gradito. Al 79esimo lo stesso Gradito cerca il destro a giro, pallone deviato, ci prova il portiere ad arrivarci, subisce il fallo da parte di Gueye. Ancora cambi per il Canicattì, escono Garufo e lo stesso Gueye dentro Caternicchia e Toledo. All'86esimo Raci all'ultima occasione per arrivare sul tabellino dei marcatori, non riesce a sfruttarla grazie anche alla parata del portiere. Poco dopo lascia spazio a Pidanza, ultimo tentativo da parte del neoentrato Di Paola in casa Cus Palermo, ma di lì a poco soltanto il triplice fischio. Torna alla vittoria il Canicattì in questo anticipo del sabato di eccellenza e lo fa per 2-0 in casa del Cus Palermo. Grande protagonista Gueye, autore di una doppietta. Amici di Wisport è tutto, allora un cordiale saluto e come sempre alla prossima.